Incidente stradale lungo la Romea poco dopo le 17 di questo pomeriggio. Una vettura si è ribaltata, 2 le vittime e un ferito. La tragedia all'altezza di Dogaletto di Mira. Visita lampo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia per il giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Morosini in piazza San Marco. Al Presidente Mattarella a San Marco e poi in visita alla scuola navale a Sant'Elena anche il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha parlato della difficile situazione internazionale. CGIL e UIL di Venezia hanno indetto per lunedì uno sciopero dei lavoratori coinvolti nella chiusura del cracking, compresi tutti coloro che operano negli appalti. Dipendenti, genitori e sindacalisti si sono ritrovati in piazza Ferretto a Mestre per protestare contro la decisione del Comune di esternalizzare i servizi nei nidi comunali. Antonio Moressa fa il calzolaio da più di 60 anni e ripara le scarpe di tutti i veneziani. Alla vigilia della pensione lancia un appello ai giovani: continuino questa professione e vi insegno come si fa. Adunata nazionale degli alpini, domani il momento più atteso, quello dello sfilamento delle penne nere. Ve lo racconteremo con una lunga diretta non stop per tutto il giorno. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, che parte purtroppo dal bilancio tragico di un incidente che si è verificato nel pomeriggio attorno alle 17:30 a Mira. 2 persone hanno perso la vita, una terza è rimasta ferita in quella che secondo le prime informazioni è stata la fuoriuscita autonoma di un'automobile. Sembrerebbe che a rimanere ferita sia la persona che si trovava al volante, forse una ragazza, deceduti gli altri 2 passeggeri. Secondo appunto le prime informazioni, come detto, gli occupanti dell'automobile sarebbero di giovane età. Sul posto i carabinieri della tenenza di Mira, i vigili del fuoco, il SUEM 118 intervenuto anche con l'elisoccorso. Ulteriori aggiornamenti naturalmente nel corso del telegiornale. Per ora andiamo avanti con le altre notizie, con la visita lampo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Venezia per il giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Morosini in piazza San Marco. Senti! Accolto da 21 salve di cannone sparate dal cacciatorpediniere Luigi Duran della Penne, ancorato in bacino San Marco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in piazza San Marco accompagnato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per i festeggiamenti dei 60 anni della Scuola Navale Militare Francesco Morosini, una ricorrenza che era stata posticipata l'anno scorso a causa delle restrizioni del Covid e che è stata scandita dalla banda musicale della Marina Militare. Schierati accanto a 350 ex allievi, altri 168 allievi dei 3 corsi della scuola navale hanno prestato solenne giuramento in un contesto internazionale, ha sottolineato il ministro Guerini, deteriorato dalla brutale aggressione dell'Ucraina, che richiede un maggiore impegno della Marina Militare in un rafforzamento della sicurezza fondata sui pilastri dell'Unione Europea e della NATO. Nel pieno rispetto degli ideali liberali e democratici sanciti dalla nostra Costituzione, a cui si aggiunge, non meno importante, l'attività di rappresentanza che le navi della nostra Marina svolgono in tutto il mondo. Ragazzi e ragazzi, affidatevi ai vostri comandanti e docenti, fate tesoro dei valori del giuramento e di ciò che state apprendendo in questa meravigliosa stagione della vostra esistenza. Quella di Mattarella è stata una visita lampo. La permanenza in città è durata poco meno di 3 ore, ma non per questo è stata meno densa di significato. Il Presidente ha anche salutato i parenti dei cadetti e i giovani alunni di alcune classi elementari e medie veneziane. Un arrivederci alla prossima visita. È stato un onore per tutti noi accogliere il nostro Presidente, votato da poco, che ho avuto l'onore di votare. Mattarella è un punto di riferimento, è il punto di riferimento dell'unità nazionale. E il fatto che sia stato qui con noi oggi a Venezia è stato un momento di festa per tutti noi. E al termine della cerimonia del giuramento dei cadetti in piazza San Marco, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini si è recato in visita ufficiale alla Scuola Navale Morosini di Sant'Elena. Quella di oggi, ha detto, è stata una bellissima cerimonia. La nostra presenza è un ringraziamento alla Marina Militare Italiana. Lo facciamo con uno sguardo all'Ucraina, a ciò che sta avvenendo in Ucraina. Il
nostro impegno è un impegno che si sviluppa sul mandato parlamentare, è un impegno per costruire le condizioni per arrivare ad un negoziato, per arrivare alla pace e nel contempo anche a sostenere l'Ucraina nel suo diritto di legittima difesa da un'aggressione ingiustificata e ingiustificabile. Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi per la pace, lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Così il ministro della difesa del governo italiano Lorenzo Guerini a Venezia per presenziare in piazza San Marco al giuramento solenne dei cadetti della scuola navale militare Francesco Morosini di Sant'Elena si è espresso dal Molo di San Marco riguardo alla delicata situazione della guerra in Ucraina. Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ripartito subito per Roma, il ministro Guerini si è recato in visita ufficiale alla scuola. Credo sia stata una bellissima cerimonia, nonostante un po' di pioggia, però la cornice era splendida, la partecipazione è stata straordinaria, Venezia si è raccolta intorno al Morosini, soprattutto alle allievi e agli allievi che hanno giocato oggi. Noi auguriamo a questi ragazzi e a queste ragazze di poter sperimentare i valori di questa scuola, di poter portare nel cuore qualsiasi scelta vorranno fare. Poi ecco parole di apprezzamento per l'opera meritoria della Marina Militare Italiana. È stata anche l'occasione per ringraziare la Marina Militare e tutte le forze armate per il lavoro che fanno nelle missioni internazionali all'estero, per la sicurezza del Paese. Credo che la nostra presenza nel Mediterraneo, ma anche in altri mari, sia una presenza importante, sia una presenza che contribuisce alla costruzione della cultura di sicurezza nostra e dei nostri alleati. Delusione invece a Murano per il mancato arrivo del presidente Mattarella, ma lo staff del Quirinale ha assicurato che il capo dello Stato ha a cuore i problemi dell'Isola del Vetro e tornerà a trovarli in un'altra occasione. Niente visita a Murano per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, troppo stretti i tempi della sua visita in laguna per permettere in questa occasione una deviazione a Murano. Il forfait del Capo dello Stato era previsto, comunicato ma tenuto riservato un paio di giorni fa dallo staff del Quirinale che ha telefonato ai maestri vetrai che in occasione della sua rielezione avevano omaggiato il Presidente di un pezzo unico in vetro creato apposta per lui. Tra i maestri che pure hanno compreso le ragioni della scelta, inevitabile un po' di delusione. Nel suo programma ci doveva essere una tappa a Murano. Purtroppo per impegni tutto questo non è stato possibile. Tempo fa dei maestri hanno fatto un'opera tutta realizzata a mano e che è stata consegnata al Presidente stesso. Lui per ringraziare ha scritto una lettera e dentro la lettera c'era una promessa: verrò a Murano, verrò a conoscere i maestri e voglio conoscere da vicino i veri problemi. Lo staff del Presidente ha comunque assicurato la massima attenzione del Capo dello Stato ai problemi dell'artigianato del vetro che custodisce una storia millenaria e assicurato che Sergio Mattarella arriverà in fornace in un'altra occasione. A Murano ci credono e lo aspettano molto fiduciosi. Purtroppo oggi non è venuto, però noi aspettiamo e ci crediamo alla sua visita, perché abbiamo bisogno di un presidente che conosca un po' da vicino le problematiche delle fornaci e tutti i loro problemi. Sicuramente non è una cosa facile, sicuramente il presidente non verrà con la bacchetta magica, però già il fatto che ci potrà incontrare e discutere con noi è già una grande cosa. Presidente, io e Murano e tutti i maestri la aspettiamo. E ora siamo in grado di mostrarvi le prime drammatiche davvero immagini dell'incidente, eccolo qua, che si è verificato nel pomeriggio attorno alle 17:30 a Dogaletto di Mira. Siamo nei pressi della variante vicino alla Romea per motivi che ancora naturalmente sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Quest'auto, una Fiat Barchetta rossa, è uscita autonomamente di strada ribaltandosi, lo vedete, in un campo. L'impatto col suolo è stato terribile. La giovane persona che c'era al volante, forse una ragazza, è rimasta ferita, ma due dei passeggeri hanno perso la vita purtroppo sul posto.
posto. Malgrado questo l'intervento dell'elisoccorso che è arrivato in pochi minuti nella località, abbiamo detto Dogaletto di Mira, i 2 passeggeri erano purtroppo già deceduti. Appunto abbiamo detto persone di giovane età, naturalmente le generalità non sono ancora state rese note dalle forze dell'ordine, siamo all'altezza dell'incrocio con via Idrovia. Le generalità naturalmente saranno comunicate come è giusto prima alle famiglie e poi naturalmente rese note. Di certo insomma un bilancio davvero tragico di questo incidente verificatosi nel pomeriggio. Vediamo le tracce della manovra della fuoriuscita prima della curva di quest'auto che ha poi carambolato nel campo e i carabinieri alle prese con i rilievi di legge. Andiamo avanti, CGIL e UIL di Venezia, insieme alle categorie dei chimici, dei metalmeccanici, del commercio e dei servizi, hanno indetto a partire dalle 6 del mattino di lunedì e per 4 ore all'inizio di ciascun turno di lavoro lo sciopero dei lavoratori coinvolti nella chiusura del cracking, compresi tutti coloro che operano negli appalti. L'appuntamento è davanti ai cancelli del petrolchimico di Marghera, dove saranno decise possibili ulteriori forme di mobilitazione. Il problema di chiusura non investe solo Marghera, ma ha ricadute anche su altri stabilimenti italiani. Per questo motivo lunedì saranno in sciopero anche i lavoratori dei petrolchimici di Ferrara e di Mantova. E sulla prossima chiusura del cracking oggi si è espresso anche il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. La sfida, ha detto, è garantire investimenti certi per un futuro industriale pulito a Porto Marghera. Il cracking si chiude, lo si sapeva da tempo, non è questa la questione centrale, la questione vera è cosa si propone in alternativa, dov'è la transizione ecologica. Dov'è l'investimento per consentire a Marghera di avere ancora un futuro industriale pulito che crea valore, lavoro, innovazione e ricerca? Il PNRR rappresenta esattamente questo, la possibilità nel nostro paese di una riconversione industriale pulita che genera valore, ricchezza, benessere e sostenibilità ambientale. I fondi del PNRR però a Venezia sembra che abbiano preso altre strade. I fondi del PNRR su Porto Marghera non se ne sono visti, ma perché non sono stati presentati dei progetti. E in contatto anche con l'ENI, con i vertici dell'ENI, che intenzioni hanno? Sto spingendo con l'ENI affinché poi porti qui nel territorio tutti quegli investimenti che lavorino nella chimica verde, nella chimica pulita. Continuare per esempio quel grande investimento molto interessante che è stato fatto ormai da qualche anno dall'ENI stessa, la bioraffineria, il primo esempio a livello mondiale di trasformazione da una raffineria di petrolio a gas, a olio esausti, a materiale vegetale e via dicendo. Ecco, quella è la strada da seguire. Dipendenti e sindacalisti e fra loro anche un bel gruppo di genitori si sono invece ritrovati in piazza Ferretto per protestare contro il Comune di Venezia che vuole esternalizzare servizi dei nidi comunali. Grande partecipazione in piazza Ferretto per protestare contro la delibera che prevede l'esternalizzazione di alcuni nidi comunali che il Comune di Venezia sta avviando nel proprio territorio. Presenti anche i segretari generali della funzione pubblica della CGIL e UIL di Venezia, Daniele Giordano e Mario Ragno. I sindacalisti hanno fortemente attaccato l'amministrazione comunale che per loro antepone il profitto economico alla qualità dei servizi. Non c'è nessuna ragione tecnica, pedagogica che porti a un'esternalizzazione di tutti i servizi all'infanzia, ma è solo una ragione politica. E allora questa amministrazione vada dalla cittadinanza a dire che vogliono creare disoccupazione e mandare in appalto i servizi. La gestione indiretta è in atto al Mille Colori di Mestre. Il Comune vuole estenderla anche al Tiepolo del Sestiere Castello e al San Pietro in Volta nell'isola di Pellestrina. Al Mille Colori di Mestre il servizio è stato affidato a una cooperativa che ha introdotto tramite le sue educatrici l'insegnamento della lingua inglese e un percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie, oltre alla possibilità per le famiglie di usufruire di un prolungamento orario fino alle 19:30 e dell'apertura anche al sabato. Educatrici e sindacalisti temono che il modello venga esportato in tutti i nidi comunali. Alcuni genitori li sostengono. Noi genitori siamo molto arrabbiati, sì, perché vediamo che nessuno ci considera.
nessuno ci risponde, nessuno ci spiega e ci danno le notizie come prendetele così dall'alto. Noi abbiamo deciso e voi dovete stare alle nostre condizioni. I consiglieri comunali di opposizione annunciano battaglia. Di fronte a un bilancio con un avanzo di 91 milioni di euro si decide di appaltare i servizi. Questo è assurdo, soprattutto perché questi servizi sono stati da sempre fiore all'occhiello. L'amministrazione dimostra la sua incapacità di gestire un servizio pubblico. Ora parliamo di Mose. A giugno ripartono i lavori. Fincantieri avvia le manutenzioni a Treporti. Da metà giugno i lavori del Mose potranno ripartire. Dopo il fermo durato mesi per riuscire a ripianare i contenziosi con le ditte che hanno eseguito i lavori, è arrivato lo sblocco del consorzio Venezia Nuova da parte del Tribunale fallimentare e il via del piano di risanamento approvato nel marzo scorso. Il commissario Elisabetta Spitz ha confermato che l'opera sarà terminata a dicembre 2023. Per metà maggio, concluse le verifiche sullo stato dei cantieri, è prevista la ripartenza delle attività. Previste in tempi stretti anche le operazioni di manutenzione sulla barriera di Treporti, quella installata prima delle altre. La Fincantieri, dopo la firma del contratto, la settimana prossima inizierà una serie di lavori di manutenzione della durata di 36 mesi. La società avrà il compito di estrarre le paratoie, ripulirle, trattarle e verificarne la funzionalità. Verso fine giugno il consorzio Venezia Nuova farà un'altra gara per la manutenzione delle altre 3 barriere di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Spento un pericoloso incendio a Cavallino Treporti all'interno di una serra utilizzata come ricovero attrezzi. Erano presenti numerose bombole di gas. Verso le 22:30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Sassari a Cavallino Treporti per un incendio divampato all'interno di una serra adibita a ricovero attrezzi. I pompieri, arrivati da Jesolo e da San Donà con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme. Incendio reso particolarmente pericoloso per la presenza di numerose bombole di GPL. Le cause sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che dovranno stabilire se le fiamme sono di origine dolosa. Le operazioni di completo spegnimento dell'incendio e della relativa bonifica di tutte le bombole trovate sono terminate all'1 di notte. Nessuna persona risulta fortunatamente ferita. Dopo 5 mesi di sperimentazione è nata ufficialmente la nuova figura del dentista a domicilio dell'azienda sanitaria veneziana. Gli odontoiatri dell'ospedale civile ogni mercoledì raggiungeranno a piedi i loro pazienti allettati e in carrozzina che avranno bisogno di assistenza in ogni punto del centro storico di Venezia. I pazienti fragili seguiti sono al momento un centinaio. È un'iniziativa unica nel suo genere. Ora anche queste persone bisognose di cure che non riuscivano ad andare in ambulatorio potranno essere curate a casa loro. Cambiamo decisamente pagina. Antonio Moressa fa il calzolaio da più di 60 anni e ripara le scarpe dei veneziani. La sua attività, iniziata dal padre, quest'anno festeggerà 80 anni, ma lui lancia un appello: i giovani continuino questa professione, io sono disposto a insegnare come si fa. Il lavoro c'è come riparazione. E giovani che vogliono fare questa professione ce ne sono? No, ho provato in tutte le maniere. E magari vengono qui, qualcuno è venuto e poi ma mi devo sporcare le mani qua, sì, ma e quanto mi dai? E così, e colà. Dico, non si riesce a andare avanti, a proseguire. Da più di 60 anni ripara scarpe nella sua bottega. Antonio Moressa è l'ultimo calzolaio artigianale del Lido di Venezia, mentre in tutto il centro storico i carrieri si possono contare sulle dita di una mano. All'epoca che c'era ancora il papà, eravamo in 16 al Lido, 16. Questo perché si faceva tanto lavoro fatto a mano. E poi un po' alla volta, sempre meno, i costi chiaramente sono molto più alti rispetto a una calzatura fatta a macchina, specialmente poi adesso che queste robe che arrivano dalla Cina, che insomma di calzatura c'ha solo la forma, il resto è tutto sintetico, eccetera, eccetera. C'è un futuro per questa professione secondo lei? Io spero di sì, sono disposto anche a insegnare il mio lavoro, affiancarlo
affinché lui possa continuare. Quest'anno l'attività festeggerà un traguardo importante, 80 anni. Nel 1942 papà venne qui perché fu ferito in guerra, appunto, e il suo lavoro in Riviera del Brenta, è nativo di Vignonovo, era fare le calzature a mano. Ci vorrebbe secondo me una famiglia, sarebbe veramente bene come siamo noi. Una famiglia può vivere bene, dignitosamente, anche in questi tempi difficili, un po' per tutti. L'attesa è finita, vi ricordo che tornano le penne nere domani in diretta su Antenna 3, vi racconteremo per tutto il giorno le emozioni dello sfilamento degli alpini alla 93esima adunata nazionale di Rimini San Marino. Appuntamento con la diretta dello sfilamento a partire dalle ore 9 e come sempre la possibilità per voi telespettatori di mandare i vostri messaggi al 351 175 5340. Quindi domani una lunga giornata insieme agli alpini. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco Treviso, ora le previsioni del tempo per domani, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Circolazione instabile, la giornata di domenica 8 maggio risulterà tutto sommato buona, ma con qualche fenomeno. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sarà in prevalenza soleggiato, ma non si escludono delle piogge nel corso del pomeriggio, specie sui rilievi e sulle zone limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo. Nelle ore pomeridiane più nubi sui monti con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, avremo rovesci sparsi per tutta la giornata. Non si esclude anche in questo caso però qualche parentesi un po' più asciutta e soleggiata. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 20-21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.